Buonasera e benchiatas a Gnovis. Non sono responsabilità di altre int muarda i due anziani che i loro corpi mummificati sono stati chiatas in tal dopo di misdita la loro chiesa di Ville Primavera in tal comune di Chianfuarmit. A lei il risultato dai prince contro i fatti dagli sforzi dall'ordine che lavorano sulla faccenda. A Coventaran invece altri accertamenti per capire quale che è stata la causa della morte e quanto le è succedute. La femmine, Antonilia Finotto, di 72 anni, e gli è stata chiatata di stirare partiere in tala chiamare l'om, Paolo Simonetti, di 66, aliera invece tala sale, anche che al prim plan dall'abitazione. Saranno controllati i cellulari dai due anziani per via di quanti sono stati fatti gli ultimi sclamadis. A sonda ora là vers la conclusione a Pordenon le operazioni di spostamento dagli elementi che accompagnan il braccio dell'autogru che l'unis a Buinore alle colate fra mieci dos chiasis causando un evore di dams. Parusgnot va resi tornare alla normalità della circolazione dai veicoli di lungo la strada. Marco Tancon, direttore speciale dei pompieri di Pordenon, ha riguardato che gli è stata evitata per poco una tragedia simile di che è capitata a dicembre a Torino. La diminuzione dei casi di Covid in Friuli Venezia e Giulia va più plan che dal resto d'Italia. A livello nazionale, i news casi sono calati le ultime settimane dal 6,5%, invece dalla nostra regione dome dal 1,6%. Alle cieca al salte fu dalle ultime ricerche fatte dalla Fondazione Gimbe, il virus al cor più plan a Gurizze, manco il 4,7% e a Udin manco il 4,6%. A Pordenon in news cassa con indome dall'1% e invece a crescere con decisione a Trieste più 7,2%. La circolazione del virus resta in timone vore alte al conto il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta che al giunte alle indispensabili non ingrumassi e doprali smascarutis quanche si è dentro dai ambienti. In tanti regioni sono saltati furmi il 229 news cash di Covid, 381 dei tampons molecolari, 240 voti di key antigenics. Tali ultimi 24 ore si è registrata dome una persona morta, colpe dal Covid e una femmina di 95 anni di Monfalcone. Manchiada in chiesa di ricovero. 3 le persone ricoverate in terapie intensive, invece di pazienti ricoverati in altri reparti dagli ospedali sono 150. 24.567 corregionali in isolamento in questo momento. Al diventa realtà il progetto di Confcommercio di Lignan di tiradentri espatriati dall'Ucraina che arrivano in regione in attività lavorative dai settori dal commercio, dal turismo e dai servizi. Il comune di Lignan di fatto ha firmato un accordo con l'associazione di categorie e ha condividuto il modus operandi. Alle sta deciduto di preparare un sfuedi da fura alle famiglie ucraine che sono al territorio, con che di doprarlo come modello anche per altri comuni per far conoscere eventuali professionalità imparare in patria e per candidarsi a un posto di lavoro. Cambi di sorrestante alla GIT, Roberto Marin al chiappe il posto di Alessandro Lovato e lui che buoni risultati finanziari e economici guadagnati dalla grado impianti turistici in Chiestiani per noi è facile per colpe della pandemia, alla ditue l'assessore regionale delle attività produttive Sergio Bini a confermi la qualità del lavoro fatto di Lovato e di tutto il personale della GIT e allora al vale ringraziamento dalla regione Cumò con il CDA guidato di Marin si vierce una nuove fase per la GIT, la società verrà di fronte a nuovi sfidi, a scominciare dagli stermis che sono una risorsa straordinaria per tutti il Friuli Venezia e Giulia. Il CUR di Palazzo da Ronco si prepara a mudare muse la giunta comunale e ha approvato il progetto per le modifiche di Sala Iace, un plan di 150.000 euro. Sala Iace è una delle sale più importanti di questo Palazzo da Ronco. Lui le ha pensate in una certa maniera, ma veramente tanto belle, dove che durante gli anni si è avuto l'estate sempre che, ecco, e quindi ho pensato di rimodernarla in qualche maniera, sono ridotto facendo in modo di creare spettacoli anche per ore, quindi ho rifatto le pedane più basse, ho messo le prese elettriche sul modo che si poteva fare i concerti, ho rifatto completamente a balcone che è più basso,
più accessibili e anche rimovibili, no? Si può chiamarlo e torna a metterlo, e che è più importante è anche che ha schermo, che è fisco, al ven praticamente cambiato, diventano robe meccaniche, si alza e si sbassa e quando si sbassa sparisce. E così tu ammiri, tu gli oldis anche di che è al contorno del sale. O mettere anche qualche quadro importante che è Covin e quindi din anche al tocco ciò che voleva da Ronco effettivamente. È una roba importante, non è una roba di poco. E come spazio alla rubrica settimanale di Gnovis dal Monte. Tutti i fogolars furlans dal Monte hanno ospitato la Fiesta delle Patrie dal Friuli dai 3 di aprile, scominciata dall'Australia a Melbourne. Si è fatto fiesta con il Friuli Day, con la messa di schiantati dal coro furlan che la fazzintista Lutis Alpinis, per finire la mattinata con tungustà dal tipico menù furlan, brovade, musette, luiani, spolente e formati. Il fogolar di Canberra l'ha invece organizzato per giornate un'edite dal lato gin in terra, tirante sulle srivis dal lato dos grandi bandieris dal Friuli. Presins i socios fondadors Eligio e Franca Solari e Elke e Lio Galafassi che dopo 30 anni di presidenza hanno passato lis Brennis ai FIS. Il 3 di aprile a Rosario, in Argentina, alle colate in Tuncu la festa per i 69 anni de fondazione della famiglia Furlane con le celebrazioni organizzate dalla presidentessa Maria Veronica Cominotti. A Santa Fe, invece, il centro di Furlan di Avejaneda l'ha celebrata la Fiesta delle Patrie dentro dalla 53esima edizione della Fiesta provinciale e dalla 36esima Fiesta nazionale dal Coton con tanti di corteo in costume tipico Furlan. E i frus dal centro hanno scritto un grande mandi dentro di un laboratorio di mosaico, un'evore partecipate. E Scerin, il capitolo della Fiesta delle Patrie dal Friuli, con le immagini girate dentro dal stadio di Udin, giusto alla Fiesta dei 3 di aprile, anche un 20 giovani sargentins, ospiti dal Collegio Nazionale Paolo Diacono di Cividata, si sono chiatati con i connazionali Ignacio Pussetto e Neuen Perez, prima dalla partita udinese Cagliari, dula che l'Udin alla onorata la Fiesta con la vittoria per 5-1. L'ente Friuli Palmonte, tutti i fogolars furlans di Australia, Vain per la morte di Pio Giorgio Martin, presidente del fogolar furlan di Brisbane. Martin, originario dal comune di Prat, in Chiarni, dove era nasciuta dal 1947, era presidente dell'associazione dal 2008. La comunità dei furlans Palmonte ha presentato il corotto alle femmine Anita e alla FIE, che è il di Brisbane, è il primo fogolar furlan dell'Australia, fondata il 16 di maggio dal 1956. E si ferma qui, anche per Rosgnotta le dute, noi vi saltano domani sera, sempre a Snuf, mancul vince. Mandi e buone serate.